Un 38enne veneziano, ora agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima, è stato arrestato dagli agenti delle volanti lagunari in campo Santi Apostoli a Venezia dopo che aveva tentato di rubare in chiesa. È stato il custode che l'ha visto forzare la cassetta delle offerte a segnalare la sua presenza e quando i poliziotti sono giunti sul posto il 38enne, che nel frattempo aveva tentato di fuggire, è stato placcato da tre fedeli che con fatica hanno cercato di immobilizzarlo per trattenerlo e consegnarlo agli agenti. A inchiodarlo non solo la testimonianza del sagrestano, ma anche gli arnesi del mestiere contenuti nel suo zaino e poi sequestrati. L'accusa nei suoi confronti è di tentato furto aggravato. Non è la prima volta che la parrocchia dedicata ai Santi Apostoli finisce nel mirino dei ladri. Nel dicembre 2018, infatti, sono stati rubati 2 candelieri d'argento, un acquasantiere e un mazzo di chiavi. Anche quella volta il responsabile fu scoperto, inseguito e bloccato, poi assicurato alla giustizia recuperando l'intero bottino.